E buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata del futuro dell'abitare. Nel 2021 l'edilizia ha avuto una crescita davvero importante, dovuta soprattutto anche al superbonus 110%, e anche nel 2022 le previsioni non sono da meno, anzi, ma ci chiediamo in apertura di questa nostra trasmissione, l'edilizia è ancora in grado di attrarre i giovani? Ne parliamo con gli ospiti in studio, partendo dall'ingegner Aldo Romanelli, che è docente dell'Istituto per Geometri Cangrande e anche coordinatore dell'ITS Red Academy. Buonasera ingegnere. Buonasera a voi. E con il geometra Marco Perizzolo, presidente ESEV CPT Verona. Buonasera. Buonasera. Presidente, ci specifica già subito che cosa significa ESEV CPT Verona? Sì, allora, ESEV sta per Ente Scuola Edile Veronese, ed è l'ente che si occupa della formazione professionale edile. CPT, Comitato Paritetico Territoriale, che si occupa della sicurezza. Ha raggruppato questi due nomi perché fino a pochi anni fa erano due enti che erano scissi. Scissi, separati. Ed ora invece lavorano insieme per garantire infatti la professionalità e la sicurezza. La professionalità, la sicurezza e la formazione anche, ma avremo sicuramente modo di parlarne anche nelle nostre prossime puntate. A lei la risposta a questa domanda: il settore dell'edilizia è ancora in grado di attrarre i giovani? Io ne sono certo. Il fatto è che il problema dell'attrazione verso le persone, verso l'edilizia, è un problema che non è specifico solamente di questi tempi dove si nota un grande fermento in edilizia, ma è un problema che esiste da tempo ed è un problema dovuto ad una considerazione errata di quella che è la professionalità edile. Ma di fatto nel nostro lavoro, nella nostra professione ci sono dei motivi di attrazione che sono enormi. Perché dice errata, una visione errata? Errata perché nel comune pensare si pensa che l'edilizia sia il mondo produttivo edile sia occupazione per chi non ha di meglio da fare. In realtà invece è il contrario. Entrare nel mondo produttivo edile impone una grande preparazione, grande competenza e anche, direi, grande capacità di visione. Quello che noi facciamo nelle nostre opere, a prescindere dal fatto poi che l'edilizia, tutti pensano alla costruzione, in realtà l'edilizia è infrastrutture, è solo una parte, è nuova costruzione, è ristrutturazione, è edilizia monumentale, quindi sono tante le edilizie, nonostante si pensi sempre ad una edilizia, e ciascuna delle tipologie di edilizie hanno necessità di grande professionalità e di grandi competenze, e infatti io sostengo sempre che in edilizia, diciamo, non è per tutti, ma è per chi ha veramente delle determinazione nel voler apprendere in tutta la vita, in tutta l'attività professionale, e che abbia grande predisposizione anche di vedere quello che non è evidente, perché noi costruiamo quello che non è evidente. Avremo anche modo di parlarne. Ingegnere, lei che è un insegnante all'Istituto Cangrande e non solo, coordinatore anche dell'Istituto Tecnico Superiore Red Academy, ecco, quindi a voce in capitolo come i giovani vedono oggi l'edilizia. Per i giovani è l'avventura della loro vita che continua, quindi quando si iscrivono al corso per geometri si iscrivono già sognando. Certo, è un sogno, come diceva prima il Presidente, non sono ancora consapevoli di cosa potrebbe essere la vita in un cantiere, la vita nell'edilizia. Però si sono iscritti in questa scuola, continuano poi a specializzarsi perché credono molto che questo possa essere il loro futuro. Hanno varie difficoltà da superare, però in questo si muovono con, direi, anche molto entusiasmo. Non tutti finiscono nel seguire questa strada, anche perché la scuola prepara ad una formazione più ampia,
però per i giovani è molto importante. Ora, sapere che c'è del lavoro che fino a qualche tempo fa mancava, e ciò nonostante le iscrizioni c'erano lo stesso, significa che c'è fiducia nel futuro e che l'edilizia dà questa fiducia, soprattutto in questo momento. In questo momento moltissimo. Non riusciamo, ne parlavamo prima, non riusciamo a coprire la richiesta di assunzioni. Da parte del mondo delle imprese c'è parecchia richiesta in questo momento, sia i neodiplomati sia coloro che escono dai 2 anni di specializzazione vanno sul mercato del lavoro subito. Presidente, lei che appunto presiede a capo della scuola edile, ecco, e anche come imprenditore, come pensa che si possono attrarre i giovani? Qual è la ricetta secondo lei per, intanto come diceva prima, far capire che l'edilizia non è solo fare il muratore, per dirla, no? Sì. Soldoni. Ecco, sì, ma quali strategie si possono adottare? Sgomberare il pregiudizio. Sgomberiamo il pregiudizio prima subito. di tutto. Poi le strategie sono molteplici. Ci sono molte attività che può e deve fare la scuola, molte attività che possono e devono fare gli imprenditori. La scuola deve entusiasmare e trasferire la bellezza del nostro mestiere in tutti i suoi settori. Gli imprenditori, i costruttori devono migliorare continuamente l'ambiente di lavoro, perché per rendere attrattivo il nostro lavoro, che già di per sé lo è, per la bellezza che ha, non c'è niente di più gratificante che vedere il risultato di ciò che si è fatto, specialmente con le mani, ma poi anche con le macchine e i mezzi, perché come dicevo prima l'edilizia non è solo una. Quindi già è gratificante di suo il nostro lavoro, manca solo di migliorare ancora di più l'ambiente di lavoro, che comunque è già migliorato, perché si pensa ancora a un'edilizia retrograda, invece in realtà l'edilizia adesso è un'edilizia che utilizza mezzi moderni, macchine moderne. Se pensiamo ai mezzi di movimento terra, sono dotati di frigobar, per esempio. Certe pale sono mezzi che sono molto all'avanguardia, hanno bisogno di competenze anche dal punto di vista informatico. Sì. E per quanto riguarda invece l'edilizia e la costruzione, si è passati da un tempo dal costruire utilizzando le materie prime e costruendo i materiali, poi si è passati un decennio fa ad utilizzare dei materiali già premiscelati, già preimpostati. Sì. Adesso si è passati ad unire dei componenti. L'edilizia si muove in continuazione. L'evoluzione è rilevante. La professionalità comunque, diciamo, è sempre elevata. E sta alla base di ogni processo. Ecco, ingegnere, rapporto tra mondo della scuola, che lei rappresenta, e il mondo imprenditoriale, diciamo. C'è rapporto tra imprese e scuola? Il rapporto c'è ed è necessario, va anche maggiormente sviluppato. Il rapporto è un po' più difficile proprio col mondo del cantiere, perché siamo scuola, perché i ragazzi sono in formazione e il cantiere bisogna viverlo anche nella quotidianità, per cui abbiamo ancora questo tipo di difficoltà. Tuttavia nel tempo, già nella nostra scuola, abbiamo avuto modo di far fare esperienza durante il periodo estivo, durante quello che si chiamava alternanza scuola-lavoro, anche col cantiere o comunque col mondo professionale. Risultati ottimi, immagino, no? I risultati sono certamente ottimi, ma sono ottimi soprattutto perché quando lo studente ritorna ha una consapevolezza completamente diversa, sia del mondo della scuola, sia di come si conduce lo studio, sia delle aspettative che ha per il futuro. E magari anche di escludere o di volere con forza una determinata professione per il futuro. Sì, diventano più chiare le idee. Certo. Qualcuno comincia a escluderlo, qualcuno dice qui mi fanno lavorare troppo. O invece qualcuno dice più bello di quello che o qualcuno non vedeva l'ora di lasciare il banco. Ecco, bisogna saper anticipare anche i cambiamenti, no? Certo, certo, bisogna governarli. Bisogna governarli, noi andiamo dove vogliamo. Tendenzialmente dove vogliamo andare, quindi di fatto il cambiamento occorre proprio cavalcarlo, non seguirlo, secondo me.
Sempre però con al centro la sicurezza dei lavoratori. Sicuramente avremo modo anche di parlarne nelle prossime puntate ed è un tema sul quale bisogna lavorare sin da giovani, no? Sin dall'età scolare. Anche prima possibilmente, anche gli stessi genitori. Ma il cambiamento che c'è stato nella scuola da un decennio ha introdotto questa organizzazione di cantiere dove fondamentalmente poi parliamo di sicurezza di cantiere. Con la scuola edile abbiamo iniziato un lavoro di sinergia, di preparazione in questo da alcuni anni ormai, esportato fra l'altro in tutto il Veneto, dove i ragazzi vanno nel loro cantiere scuola, dove i ragazzi imparano a vedere le impalcature, le macchine, a riconoscere i problemi, a riconoscere i pericoli. Non è poco, perché lo facciamo sul luogo di lavoro. Sicuramente avremo modo di parlarne, il tempo è già finito, quando si parla di questi argomenti così interessanti e così ampi anche, scorre velocissimo. Ci dobbiamo salutare, grazie dunque ai miei ospiti, ma sicuramente ne parleremo anche nelle prossime puntate. Grazie e buona serata.